Bentrovati amici, oggi una puntata che abbiamo intitolato Cuori scartati compongono un'orchestra. Cercheremo di farvi capire cosa intendiamo con la nostra ospite, la dottoressa Alfia Milazzo, lo capiamo assieme a Don Salvatore Bucolo. Ma proprio come facciamo sempre ad inizio di trasmissione vi proponiamo un video che ci introdurrà all'argomento. Può la bellezza cambiare la vita di un bambino? Quando qualcuno lo accoglie, lo educa e crede in lui, la sua storia può cambiare. E ciò che sembrava perduto diventa una nuova armonia per tutti. Ecco, un'armonia per tutti. Abbiamo Alfia Milazzo che è la presidente della Fondazione La Città Invisibile. Quali sono questi cuori scartati che possono comporre un'orchestra? Guardando un po' il vostro sito mi ha colpito una frase che avete messo: raccogliamo, come direbbe Calvino, voi dite, nell'inferno ciò che inferno non è. Quindi? È proprio la città invisibile, cioè gli invisibili, quelli che appunto hanno scarsa attenzione da parte della società. Ma più invisibili degli invisibili sono i bambini, perché proprio sono quelli, i piccoli, quelli di cui parla il Vangelo, quelli di cui Gesù è innamorato e che però hanno sempre meno spazio e meno attenzione da parte di questa società, che è più orientata invece proprio alla visibilità e all'apparenza e soprattutto ai beni materiali. Quindi i deboli comunque, tra essi appunto mettiamo proprio i deboli che sono nei quartieri, diciamo quelli periferici o comunque anche se centrali, ma comunque sempre molto a rischio. Hanno questi invisibili bambini che hanno tanto bisogno di cultura, ma non solo, anche di spiritualità, di attenzione. E questo è un compito che la Città Invisibile si è assunto, quello di dare aiuto a questi bambini attraverso la musica. Ma noi abbiamo creato una scuola di vita e orchestra, intendendo proprio riferirci a questo aspetto della cultura e della religiosità. Abbiamo anche delle immagini, fra poco ve le proporremo, vedremo questi bambini proprio all'opera suonare anche abbastanza bene, direi, per essere così piccoli. Don Salvatore, i bambini sono sempre al centro del Vangelo, Gesù parla spessissimo di loro, anche rivolgendosi agli adulti, no? Avere un cuore da bambino. Ecco. Ed è classica la frase "lasciate che i bambini vengano a me". E questo ci mostra come i bambini rappresentano un segno importante per noi adulti. Potrei dire un segno profetico di saggezza, perché è vero, ci mancherebbe altro, i bambini imparano da noi adulti, ma anche è vero che la loro semplicità, il loro modo di essere, la loro schiettezza, la loro immediatezza ci riporta all'essenzialità. Mi piace molto citare Il Piccolo Principe, no? C'è questo racconto, questo libro che è una pietra miliare per molti, ci mostra come il bambino diventa segno di saggezza. Quindi in fondo io credo, già lo intuisco, che questa fondazione si prende cura dei bambini, ma dà loro la possibilità di esprimersi. Ecco. Diversamente non avrebbero potuto fare. Quindi la possibilità di vedere come dei bambini, se veramente sono ben seguiti, ben ascoltati, e qui la parola ascolto è centrale in quest'anno, per questo programma parliamone, se vengono ben ascoltati, i bambini fanno cose meravigliose, a tal punto che qui sento che mettono su un'orchestra, che non è una cosa semplice, che non è una cosa immediata. C'è tanti bambini con storie diverse, con cuori infranti diversi, e con quei cuori infranti vibrano una musica che diventa una musica d'orchestra. E qui chiaramente, perdonatemi se lo dico già da subito, non può non esserci l'opera di Dio. L'opera di Dio, Dio che appunto pone sempre l'accento sui bambini, che un tempo invece erano scartati, non avevano, come dire, nella società un ruolo importante, erano considerati niente. E io questo l'ho sperimentato negli anni in cui sono stato in missione in Tanzania. A noi sembra strano, no? Perché magari la nostra cultura
i bambini sono al centro dell'attenzione, magari in un tempo anche, vuoi non vuoi, di grande calo demografico, per cui io mi accorgo adesso in una famiglia, siccome c'è l'unico nipote, l'unico figlio, allora tutto al centro dell'attenzione, no? In modo a volte abbastanza forte. Allora i bambini, ma come in Africa, non contavano nulla, no? Addirittura il bambino doveva fare quei servizi già da piccolo, fare delle cose da grandi. Invece Gesù, nel dire lasciate che i bambini vengano a me, mostra che lui va contro cultura. Anche loro hanno una voce, anche loro vanno attenzionati, anche loro sono importanti, anche loro sono un segno di testimonianza evangelica. Alfia Milazzo, sempre nel vostro sito, perché sono andata lì a curiosare, anche ad informarmi, voi dite rendiamo immaginabile l'inimmaginabile. Bellissima questa frase. Sì, perché la prima regola della cultura vera è la speranza. Non a caso Papa Francesco ha parlato di speranza. Veramente, se tu non hai la speranza di poter traguardare, cambiare o migliorare qualunque cosa nella tua vita, non puoi fare cultura. Le persone che si occupano di cultura devono saperlo questo, che la vera cultura si crea nella speranza e nella fiducia. Quindi anche le persone che non hanno veramente quella speranza, perché non rappresentano quel cliché della figura che può magari traguardare una laurea, ma sicuramente hanno invece un'identità e una dignità. Io spesso mi sono trovata a raccontare ai ragazzi il momento in cui Gesù parla con Zaccheo, no? Questo riconoscimento, questa stima che lui gli dà, ecco, è quella che cercano i ragazzi, anche perché stiamo parlando di bambini, ma parliamo anche degli adolescenti, che anche loro sono molto invisibili oggi, perché vivono in una totale solitudine, isolamento. Ecco, questo penso che sia un aspetto che invece la musica riesce a superare, perché il contatto avviene su un fronte completamente diverso, che è quello non dell'emozione, ma del rapporto, della relazione. Ecco, stiamo sentendo una parte di video, ma adesso vi proporremo anche... Sentiamo un po'. Bellissima. Chi canta? Erano ad Assisi, sono stati invitati a partecipare a questo festival alla Basilica Superiore, e ora che quest'anno appunto abbiamo il Giubileo di San Francesco, no? Questa memoria di questo momento per alcuni di loro è stato... abbiamo visitato tutti i luoghi francescani, anche la Verna, alcuni sono pure commossi. Devo dire che c'è stato un momento veramente magico quando hanno suonato dentro la grotta delle stimmate, dove Francesco ha ricevuto le stimmate, e hanno suonato con semplicità. C'erano le persone che erano lì, che visitavano, i pellegrini che si abbracciavano, insomma è stato un momento bellissimo. È stato importante. Ma come avviene? Loro frequentano questa scuola gratuitamente? Assolutamente, sì. Quindi ci sono delle lezioni proprio di musica? Sì. Quindi ciascuno sceglie uno strumento, immagino? Certo, sono tutti... L'orchestra è sinfonica, quindi gli strumenti sono per lo più strumenti ad arco o comunque strumenti da orchestra classica. Studiano musica classica, però la studiano con questo metodo venezuelano che produce lo stare insieme e soprattutto il farsi carico anche degli altri. Infatti abbiamo abbinato anche il metodo Don Milani, cioè quello del bambino, del ragazzino che conosce 5 note, e appena arriva un altro bambino che non ne conosce neanche una, subito viene inserito come assistente del maestro per insegnare quelle 5 note. Ah, bellissimo, quindi ciascun bambino fa da insegnante anche all'altro, ecco, in maniera tale da progredire insieme. Bellissimo. E questo fa emergere la stima, l'autostima, ma anche l'impegno, la responsabilità
la gioia di essere partecipi, e poi gli strumenti ovviamente li diamo noi in comodato d'uso, alcuni sono stati donati dai liutai cremonesi, quindi alcuni di questi bambini suonano strumenti di grande liuteria, di alta liuteria, ed è una cosa anche questa importante, che ci vuole veramente, veramente una lode a Dio per quello che è successo, perché solo Dio poteva fare, come ha detto Padre Bucolo, questo miracolo. Certo, ma adesso io vi proporrei proprio di sentire il Memorial Marinella, perché ci introduce a un altro argomento e ci fa capire, insomma, un po' l'origine di questa fondazione. Sentiamo il Memorial Marinella. Sì. Sono bravissimi, eh? Grazie, ma lo dico grazie per loro, perché sono grata anch'io a loro per quello che hanno fatto per me e per mia sorella anche, perché Memorial Marinella, Marinella Milazzo, lei ha fatto parte, è stata sin dall'inizio parte di questo progetto, dal 2009. Niente, lei non era solamente, dico era perché purtroppo è tornata alla casa del padre, quindi siamo in questo momento, diciamo, la salutiamo da qua. Lei ha lasciato, siccome è stata molto importante per i ragazzi, perché ha fatto da educatrice, da docente dei genitori, ha portato i genitori fuori dalla depressione quando ha fatto dei laboratori per convincere le mamme a uscire dalla loro invisibilità anche, no? Perché anche le mamme e i genitori a volte sono invisibili. E poi, insomma, siccome appunto gli ultimi 6 anni li ha passati con questa malattia terribile che è la SLA, si è impegnata fortemente perché fosse riconosciuto l'impegno di certe associazioni proprio come l'AISLA per la ricerca, per ovviare a questa malattia. Ha organizzato a Ragalna una marcia longa che poi dopo la sua morte è stata ripetuta dal Comune con l'ausilio di questi ragazzi, e in sua memoria ogni anno si fa questa marcia longa dove partecipano tante persone, anche atleti, quindi siamo stati veramente, ci ha lasciato questa grande eredità, una delle tante, perché Marinella si potrebbe raccontare, ci vorrebbero... Ne parleremo. Quindi dei bambini considerate invisibili perché magari di famiglie poco abbienti, per cui non possono permettersi di studiare, oltretutto studiare musica sappiamo che non è impegnativo anche economicamente, quindi famiglie che potremmo considerare invisibili, usiamo questo termine, aiutate a loro volta da una giovane donna malata di SLA, che quindi non ha il vigore fisico ma ha uno slancio di cuore impressionante. Quindi è come se il bene genera altro bene al di là di quelle che è la condizione fisica, sociale, umana. Non solo, ma ciò che noto anche il fragile, perché come sono fragili i bambini, gli adolescenti, con le loro storie, così anche fragile Marinella, vediamo la forza dell'amore, e la forza dell'amore che si rende musica e si rende orchestra. Ed è bellissimo quando ho appena sentito che non sapevo, sì, è vero che questi ragazzi fanno questa orchestra, ma fra di loro c'è anche un sostegno. Quindi vediamo come non sono solo oggetto di attenzione, ma loro stesso diventano soggetto nei confronti magari di quel ragazzino, di quella ragazzina, di quell'adolescente che magari non è così avvezzo, non è così sprint, ha le sue difficoltà, però in questa sua difficoltà diventa una risorsa di aiuto fra di loro, e questo è straordinario, no? Cioè, qui vedo veramente la forza dell'orchestra. L'orchestra non è solo un fatto musicale, non è un fatto di tecnico, è un fatto fortemente esistenziale. Cioè vedo come nella diversità delle fragilità tutti riceviamo
tutti possiamo dare. E questo credo quello è che dice grande. anche Gesù, di essere tutti fratelli, di aiutarci l'un con l'altro, che non ci devono essere barriere, steccati. Esatto, esatto. Solo in questo vediamo in loro questa frase, questa affermazione evangelica diventa carne nella loro storia. E questa è la cosa straordinaria. Non è solo una parola, non è solo un messaggio, ma è una visibilità, come lo dice, cioè lo vediamo e lo attestiamo. Ed è anche singolare come appunto gli insegnamenti di Dio nella Bibbia possano essere, come dire, modulati a seconda delle situazioni. In questo caso Alfia e la sorella Marinella hanno pensato di comporre un'orchestra e di aiutare i bambini così. Poi ciascuno con il proprio carisma, con la propria, Esatto. come dire, per come si sente di fare. Perché il Vangelo ha una potenza creativa straordinaria. Penso al principio dell'incarnazione, cioè l'incarnazione di Cristo in fondo ci insegna che ciascuno di noi nella sua storia, nel suo oggi, nel suo tempo, nella sua cultura, nelle sue sfide, è chiamato a incarnare quel Vangelo, e il Vangelo è sempre, lo dice la parola, è sempre nuovo, ha sempre una notizia nuova da annunciare, e in questo lo vediamo in questa fondazione. E ciascuno lo può incarnare per come sono le proprie passioni, no? Per esatto, come esatto. si è, con le proprie qualità anche artistiche, fisiche, con i propri carismi, ecco. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito dopo a parlare dei cuori scartati che compongono un'orchestra. Eccoci con Don Salvatore Bucolo, stiamo parlando con la presidente della fondazione La Città Invisibile, una fondazione da far conoscere perché gratuitamente offre dei corsi ai ragazzini che non possono permettersi di studiare musica, di andare a un maestro, pagarlo eccetera, e questi ragazzini formano un'orchestra, ma la dottoressa Milazzo ci dice ma è anche una palestra di vita la nostra scuola, non si va là solo per imparare a suonare uno strumento, strumenti dati gratuitamente, incomodato d'uso, un bambino aiuta l'altro bambino a conoscere la musica, a studiarla, quindi c'è questa, come dire, questo amore che circola fra di loro, questo rispetto, questa cultura del bello che eleva l'animo, anche i bambini insomma vengono tirati fuori da certi ambienti che possono magari farli deviare in situazioni poco abbiamo anche di illegalità, se vogliamo, no? Perché stiamo parlando di ragazzini che magari vivono in ambienti che possono, come dire, portarli su strade che non sono proprio quelle del Vangelo. Abbiamo avuto delle esperienze meravigliose in questo senso. Posso raccontare un breve aneddoto con un maestro di percussioni. Eravamo in giro per una strada e a un certo punto abbiamo incontrato una baby gang, come si chiamano, ma proprio baby, perché erano sui 7-8 anni i bambini. E uno di questi bambini che si scagliava contro l'altro gruppetto aveva un coltello in mano. E noi, presi dallo sconcerto, perché non ci aspettavamo di trovarci di fronte a questa situazione, perché veramente non avevamo mai visto un bambino così piccolo minacciare un altro gruppetto. Abbiamo fatto questa, ci è voluto d'istinto, ma è stato lo Spirito Santo che ci ha illuminato. Io avevo un violino in mano e ho offerto il violino, ho detto se tu mi dai il coltello io ti do questo. Il bambino ha accettato e poi sono venuti tutti dentro la scuola a imparare la musica, e dopo qualche tempo il bambino, io avevo nascosto il coltello in classe da una parte in un cassetto, abbiamo festeggiato, una bambina che faceva il compleanno, cercavamo un coltello per tagliare la torta e non c'era, non lo trovavamo, abbiamo visto il bambino che ci porgeva il coltello famoso e mi dice Alfia, nascondilo bene perché qualcuno si potrebbe fare male. Era cambiata la sua prospettiva sull'uso E dopo qualche anno con noi questo ragazzino si è calmato, è diventato un'altra persona. Ecco, ma non lo devo, questo lo devo dire, non è stato merito solo posso dire del maestro, di tutto il gruppo, perché quello che stavamo dicendo, la comunità che si fa cuore pulsante, veramente quando si parla del Sacro Cuore, no?
Che cos'è se non questa moltiplicazione dei pani e dei pesci di cui si fa menzione nel miracolo famosissimo di Gesù? Ecco, questo è la condivisione di un bene profondo. Perché se noi dovessimo convincere l'umanità che a fare del bene, ad amarsi, si guadagna, si sta meglio, si dà più felicità, chissà, magari si potrebbero evitare già tante cose come le guerre e tante altre violenze, no? Domugolo, un gesto di generosità, di altruismo, soprattutto di amore, come quello di tu quasi mi vuoi accoltellare, io ti offro un violino, ecco, ha cambiato le sorti di questo bambino. Esattamente, è anche un gesto, utilizzare il termine profetico, e profondamente saggio, perché vediamo come questo dare questo violino è per dire tu stai agendo in quel modo perché poi io penso in realtà sì, il ragazzo ha il coltello, ma lui è vittima, lui è carnefice ma anche vittima della sua storia, quindi a volte non riusciamo a fare questa lettura che va oltre. Se quel ragazzo, quel giovane assume degli atteggiamenti molto violenti, anche pericolosi, perché no? Ok, non si fa, ci mancherebbe altro, è pericoloso, ma perché? Perché questo ragazzo assume questi atteggiamenti? Perché è così violento, tra l'altro a 7 anni? Dice, mamma mia, a 7 anni come fa ad avere questa determinazione, come fa a mostrare questa rabbia? Quindi il fatto che si è trovato dinanzi a una persona che forse per la prima volta non si è posto né in attacco, ma neppure in difesa, cioè a scappare, ma ha notato la novità di un gesto nuovo creativo. Tu mi porgi il coltello, io prendi questo violino. Quindi sicuramente lo avrà spiazzato in modo straordinario, ma nella concretezza, perché i ragazzi non hanno bisogno di fare teoria, perché uno potrebbe fare teoria, sì, ma stai, ma il coltello ti fai male, non si fa. Chiacchiere inutili, chiacchiere moralistiche niente perse. Parole, solo lì un gesto concreto, ma in fondo questo mi mostra come Gesù Cristo è pieno di gesti concreti. Questo mi viene a ricordare un passo di Marco 5, quando Gesù si trova in mezzo alla folla. A un certo punto questa donna, questa Emoraissa, che perde sangue da 38 anni, tocca il manto e lui dice: chi mi ha toccato? E tu dicono: sì, Signore, ti ha toccato, non lo vedi se è mezzo fuori? No, chi mi ha toccato? Cioè Gesù sorprende perché dinanzi all'ovvietà dei nostri gesti, lui va sempre oltre, ed è quell'oltre che diventa salvifico, e in questo caso è diventato salvifico questo ragazzo, a tal punto che lui stesso, nel dare il coltello per tagliare la torta, bellissimo, quello strumento che era di distruzione, che era di creare danno all'altro, diventa un oggetto di costruzione, di condivisione, a un certo punto dice: ok, stai attento però perché può fare male, no? Quindi ha maturato in sé la consapevolezza di quello che era nelle mani e come quello che nelle mani aveva utilizzato. E questa si chiama evangelizzazione, questa si chiama nuova cultura, questa si chiama opera salvifica. Questo si dice salvare realmente un ragazzo dal dramma delle sue ferite, perché, ripeto, se i ragazzi si comportano così, ma non solo per lui, va per tutti i ragazzi, dietro c'è il fatto che sono state vittime di una cultura che purtroppo li ha resi così. E questo credo noi adulti dovremmo farci tante domande. Ma a proposito di violino, vi voglio mostrare questo video, lo abbiamo un po' ridotto, è della Fondazione La Città Invisibile, noi l'abbiamo un po', perché era un po' lunghetto, allora l'abbiamo ridotto, però guardate un po' cosa ci propone. Oh, sa, ma che hai? Tuo padre ha saputo della rissa? E che ha fatto? Ti ha fatto saltare tutti i denti? Ma quale tutti? Mio padre ha cambiato gestione, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Rosario, ora ti insegno io come si fa. Entrare in cucina. E ha preso un cucchiaio di legno? No! Ha preso il vino improvvisato di mio nonno e si è messo a suonare in mezzo alla cucina. Tuo padre col violino mi ha insegnato le mani cose che sembrano fare di fichi d'India. Appunto, appena finito mi ha detto una cosa, aspetta, mi ha detto: la violenza è dei deboli, la cultura è dei giganti.
La cultura dei giganti, dice così questo video, e appunto il papà che anziché picchiare il bambino invece si mette a suonare e gli dice guarda come si fa a cambiare vita, insomma a cambiare, come dire, modo di pensare le cose, no? Sì, intanto ringraziamo Enrico Guarneri che gratuitamente, proprio con grande amore, si è prestato in questo progetto. Noi stiamo facendo questa scuola dei genitori, perché appunto dopo tutti gli episodi che sono avvenuti, ma noi conosciamo da anni questa situazione della violenza in famiglia domestica, abbiamo fatto una promessa ai nostri ragazzi, che avremmo fatto di tutto per cambiare un po' le cose anche nella testa dei loro genitori, anche perché questi genitori sono giovani a volte, sono altri scartati, diciamo, ecco, e non sempre hanno avuto a loro volta dei genitori che erano buoni educatori, quindi spesso alla debolezza, quella invisibilità che hanno avuto i genitori poi si ribalta, si ribalta anche nei figli e poi diventa violenza. Ecco, questa è la cosa, e quindi noi facciamo questo tipo. E in che modo questa scuola dei genitori? Questo è interessantissimo. Ecco, appunto, vorremmo non fare solo, cioè non faremo chiacchiere, non faremo percorsi di genitorialità, quelli classici, no? Dicevo, ispirandoci alla Maria Montessori, portando i genitori intanto con dei laboratori, delle attività, questo faceva anche Marinella con le mamme, diciamo, a creare tra di loro una sorta di comunità e di affiliazione, e con noi anche uno scambio, quindi un sostegno reciproco. Io penso che per superare molte volte i problemi bisogna impegnarsi in qualcosa, e l'impegno nell'aiutare gli altri è quello magistrale. Se tu aiuti gli altri ti passa tutto, la depressione, i problemi. Cioè, ma io non ho tempo, non è vero, perché non ti si chiede spesso tantissimo tempo, magari anche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, per esempio per imparare uno strumento, 20 minuti al giorno sono sufficienti. E quindi magari potrebbero anche fare anche loro musica con i loro figli. A noi interessa semplicemente che loro si sentano partecipi di un progetto e che prendano consapevolezza dell'essere parte di questo progetto importante. I genitori parte di un progetto che dei figli, ma che si inseriscono in questo Bellissimo. progetto. Ed è questo fare che diventa cultura. La cultura non è... A volte quando parliamo di cultura crediamo a un pensiero, a qualcosa che sta nella capoccia. Ok, ma se sta nella capoccia c'è un vissuto, c'è un reale, c'è qualcosa di sperimentato. E quindi per me questo diventa di insegnamento in un tempo mondiale in cui vediamo la violenza da tutte le parti, e in realtà ci mostrano che la violenza è dei deboli. Chi fa cultura, che alla fine è la cultura della pace, la cultura della fraternità e la cultura dell'amore, e dei giganti. E quindi abbiamo bisogno di giganti, ma credo, e di questo ne sono convinto, le realtà come queste diventano, possiamo dire un termine forse improprio, produttore di questi giganti. C'è il luogo in cui forse un domani avremo quei giganti che daranno una svolta alla nostra cultura, perché hanno fatto esperienza sulla loro pelle la bellezza di un amore che è senza confini. Grazie a Don Salvatore Bucolo, grazie alla nostra ospite Alfia Milazzo, Presidente della Fondazione La Città Invisibile. Vi invito ad informarvi su tutte le loro attività, quindi di andare sul loro sito. La nostra trasmissione dal titolo Cuori scartati compongono un'orchestra si conclude qui. Grazie per averci seguito. Alla prossima.